ma anche Jerry, Ivan, Bruno, Giacomo e Claudio, tutti quelli che siamo qua, Alessia che ha parlato per prima, perché sono andati che mi impediva una sala, e non è una sala che impediva, in tutte le riunioni che siamo di fare, e siamo dirobata tutta la provincia, perché siamo partiti da Cornuda, siamo andati su tutto il territorio, Cerro Branco, ci stiamo muovendo, su tutti i paesi in cui siamo dirodati. L'unica costante che avevamo è che avevamo le sale piene. A voi altri dite, ma è normale, se va nelle sessioni provinciali, è normale che la gente partecipa. No, vi assicuro che non è assolutamente normale. Che stasera, come tutte le sere in cui in questa campagna elettorale straordinaria, queste provinciali, siamo qua in tanti, c'è qualcosa di assolutamente straordinario. E devono essere contenti di quello che stiamo costruendo, perché dice Gianluca, appunto, sono un esponente storico dell'indipendentismo e posso assicurare che questo che vedo in questi giorni è una grande impresa, perché per anni le nostre riunioni erano delle riunioni tra pochi fedelissimi che si confrontava, si domandava, si convinceva, cercava di costruire un impianto politico, una teoria politica completa e di spessore, ma che non riusciva a calamitare l'attenzione della gente. Adesso, in questi giorni, in queste settimane, mi stiamo riuscendo e vi assicuro che l'attenzione intorno a noi altri si aggranda. Ieri sera c'erano con l'unico confronto tra i candidati presidenti nella sede di un'industria, a Palazzo Giacomelli, dell'industria Treviso, all'interno del forum delle famiglie. Che c'erano i 4 principali candidati, quindi il centro-destra del Muraro, che c'era il centro-sinistra con la Casellato, che c'era il terzo polo con Zabotti, che c'era Antonio Guadagnini per Veneto Stato. Sembrava un confronto impari, perché quando che parlava Antonio la sala stava zitta. Nel senso che emergeva, quindi non solo qua, in una riunione tra persone che viene a sentire un simbolo del partito specifico, ma là, potremmo dire in trasferta, perché si era in un territorio neutro, emergeva lo spessore, la forza, i grandi passi in avanti che il pensiero politico contemporaneo dell'indipendentista veneto ha fatto in questi anni. Ed è questo noi altri dobbiamo andare orgogliosi, essere consapevoli e saper metabolizzare al nostro interno che questo è solo ed esclusivamente merito e opera nostra, di tutti noi altri. Dobbiamo andare fieri di questo, perché non abbiamo costruito con potentati economici, con decisioni, con giornali, con corruzione, con careghe, no, lo abbiamo costruito con passione, con occhi a dedicare a fare riunioni, con pensiero, con coinvolgimento, con sacrificio. La legge diceva tutti lavoreremo e con orgoglio lavoreremo. Questa è politica vera. Quando si Alessio parlava del pensiero rivoluzionario, è il nostro, sentire poco che il nostro è un pensiero rivoluzionario. È l'unico pensiero politico che è oggi presente in Veneto. E adesso non è pensiero politico, è altro, non voglio definirlo, ma l'unico partito politico con un pensiero politico a tutto tondo, con una teoria politica di grande spessore che tocca tutti gli ambiti dell'umana attività, è Veneto Stato. L'unico candidato presidente che si pone ai cittadini della provincia di Treviso e che si pone con un chiaro progetto, con una visione, con una determinazione unica e con il vero senso civico che determina quello che è un impegno politico, di Antonio Guadagnini, e si vede in tutte le serate in cui stiamo partecipando. Quindi noi altri stiamo facendo la storia del Veneto. Veneto Stato che ha creato una frattura tra quello che era prima e quello che sarà da oggi in poi. Dobbiamo essere consapevoli che
fatto tanto e dovremmo essere consapevoli che il nostro è un grande obiettivo, è un grande percorso, è una grande responsabilità che ci stiamo assumendo come veneti, perché come veneti stiamo domandando il consenso ai nostri concittadini e l'aiuto a partecipare e condividere questo progetto politico, a farsi carico del nostro destino. Noi altri come veneti ci stiamo alzando in piedi come Stato e al cospetto di tutti gli Stati del mondo stiamo dicendo sì, noi altri veneti siamo gestirse, noi altri veneti volemo gestirse, noi altri veneti adesso avremo il diritto e se gestiamo come Stato indipendente, come Veneto Stato indipendente, che sia uno Stato tollerante, aperto all'Europa, aperto al mondo, che non ha bisogno di portare avanti slogan razzistici, xenofobi, Veneto Stato è forte perché i veneti sono forti, perché tutti noi altri siamo forti e la nostra forza l'esercitiamo ogni giorno. E siamo così forti che fino ad oggi abbiamo pensato scioccamente di poter gestire la situazione all'interno di questo Stato italiano che si è fallito e per cercare di mantenerlo in piedi, che abbiamo sacrificato oltre ogni limite, perché abbiamo cercato di svegliarsi sempre un'ora prima al mattino pur di far quadrare i conti all'interno di questa gara istituzionale smarcia, fallita. Ma dobbiamo oggi prendere coscienza che tenere in piedi questa gara istituzionale smarcia col nostro sacrificio è impossibile e è un peccato mortale. Noi altri come veneti, che abbiamo un grande senso civico, un grande senso religioso, che abbiamo un grande senso di Stato, dovremmo assumere, essere consapevoli e assumersi le nostre responsabilità e da oggi in poi non perdere un secondo, non perdere un minuto, a farvi sapere a tutti i nostri concittadini che è nato un progetto politico, un partito politico grande, serio e determinato, che ha un candidato presidente straordinario e che è un peccato mortale non votarlo. Per questo vi domando a tutti, per un attimo, di cancellare in questi giorni dalla vostra mente quello che vedete alla televisione e i giornali. Chiudere per un attimo gli occhi ogni mattina quando che al sé, o fare colazione, sarà gli oggi per un attimo, fare un respiro a fondo e prima di vergere il quotidiano o di guardare la televisione, fate netto e dovete sapere che qui siete degli strumenti informativi di regime, di uno Stato che vuole far sì che noi altri se rassegniamo alla sua mediocrità, ma noi altri veneti non potremo e non dobbiamo rassegnarci alla mediocrità dello Stato famiglia. Dobbiamo assolutamente ambire al meglio e dobbiamo farlo, perché noi altri veneti, su tutto quello che facciamo, da quando che ci svegliamo, quando che andiamo in letto a sera, in tutto quello che facciamo diamo il meglio, ma dobbiamo pretendere anche il meglio. Per poter pretendere il meglio, dobbiamo ciapparsi le nostre responsabilità. Se è giunto questo momento, avremo un'occasione d'oro, guai a sprecarla, manca 10-15 giorni alle elezioni, non sprechiamo un minuto, dobbiamo essere consapevoli, sono un'occasione d'oro, pochissimi candidati presidenti, siamo al primo posto nella scheda elettorale, è facilissimo farne votare. Forza, che siamo forti e che noi altrimenti sono meritiamo, è il minimo a cui dobbiamo ambire, ma dobbiamo volerlo, dipende solo da noi altri e da nessun altro, e noi altri veneti dobbiamo sapere che veneti, nella sua radice, ha una comune e connotazione, un comune significato con la parola vincitore. Noi altri veneti non potremo non sapere che nel nostro nome avevo dentro la parola vincitori e che dobbiamo vincere questa sfida enorme per la nostra sopravvivenza come popolo, per la nostra dignità. E questo è quello che voglio dire. Fare netto di tutto quello che le dice, quelli che vuole far sì che si rassegniamo alla mediocrità. Fare netto di tutto questo. E siamo forti, e siamo responsabili, e diciamo che no, io voglio il meglio perché davo il meglio, e come merito mio merito. E viva il Veneto indipendente, viva il Veneto, e viva il